L'Ascom e ci sono delle attività che da allora sono iscritte all'Associazione dei Commercianti, negozi che tanto hanno dato alla città di Padova. Ne scopriamo uno insieme ad Antonella Manna. I bambini con il naso schiacciato sulle vetrine dei negozi di giocattoli sono ormai letteratura. E chissà quante nasate sulle vetrine di un negozio che ha fatto sognare generazioni di padovani. Testi giocattoli, come dire, il paradiso di ogni bimbo. Oggi come un tempo, quando le vetrine esponevano trenini di latta, bambole in ceramica, soldatini di piombo. Antichi giocattoli che custodisce oggi Gianluigi Testi, titolare dell'attività fondata dal nonno nel 1880. A quel tempo nonno Ferruccio vendeva tutt'altro che balocchi, mobili e ricambi per macchine da cucire, tutto per la casa, tanto che ancora oggi le due anime dello stesso negozio continuano a convivere in linea con la tradizione di famiglia. Il cambiamento epocale è stato quello intorno agli anni 30-40, quando mio babbo inserì il giocattolo, che a quell'epoca era solo un complemento dei negozi. In questa lettera, indirizzata al sindaco di Noventa Padovana, scritta nel 1915, il signor Ferruccio parla della fornitura di mobili per allestire un lazzaretto. Durante la prima guerra mondiale di lazzaretti purtroppo ne servirono tanti e di guerre la storica attività ne ha attraversate due, poi il boom economico e l'apertura di due filiali, quindi il ridimensionamento, un unico punto vendita in via Santa Lucia. Ma lo sguardo dei bambini sui balocchi è sempre rimasto lo stesso, immutato nel tempo. Sono giocattoli a molla, funzionanti, questo basta girare la molla e partono le ruotine. Giocattoli che un tempo si potevano permettere davvero in pochi. Sia gli arti su inferiori, solo le gambe che si muovono, e le braccia e le mani che girano, la testina è in porcellana, i capelli sono capelli finti ovviamente. E questa è una bambola di gran lusso? Questa è una bambola di gran lusso perché sennò erano in celluloide o in pasta, insomma in qualche altro tipo di forma un po' più economica. Questa era già una cosa un po' importante. Che dire di questo triciclo e della macchinina da corsa di legno? E che dire di migliaia di soldatini di latta, pasta di legno, piombo, che il padre del signor Gianluigi ha collezionato per una vita, creando di fatto un vero e proprio museo. Mio padre era un grande collezionista, un po' di tutto, soldatini in particolare, però un po' tutto quello che era il genere militare. Non avendo mai fatto il militare poteva permetterselo. Insomma, come sempre, per riuscire a fare un mestiere, per riuscire ad arrivare al successo, devi amare ciò che fai. Solo se sai giocare e ti piace farlo, puoi far divertire gli altri. Parola di chi per 135 anni ha saputo far sognare e giocare generazioni di piccoli padovani.